Allora, buonasera a tutti, eccoci qua per la rassegna ragazzi di qualità e quantità, non ce ne sono banane. Oggi andremo a conoscere meglio un grande campione passato delle file dell'Hellas Verona, ovvero Martins Adailton. Adailton nasce in Brasile nel 24 gennaio del 1977 e si vede da subito, già da quando era in fasce, che è un campioncino. Il vero nome è Martins Bojan Adailton do Sousa Prado Cardoso do Rinascimento da un Barabasi Sicocò, tre civette sul Comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Inizia a giocare in Brasile nella squadra dello Juventude nel 1993, ma dopo un anno pianta subito lì perché scopre quanto è buono il risotto col tasta sal e si dà il tennis con scarsi risultati. Il giovane Martin diventa adolescente, però pianta lì col ballone perché gli piace per sé la musica, gli piace per sé i capelli lunghi, pettinarsi come sgrendano. Ha sempre avuto la mania del look Martins Adailton, infatti tutto il suo stipendio se lo sputtanava nei migliori coiffeur mondiali, diremmo, i migliori parrucchieri, ecco. Adailton ha sempre avuto il vizio dei capelli da sgrendano. Celebri sono i suoi look che hanno fatto anche scuola per altri campioni che gli sono andati a Drio, insomma, che l'hanno copiato. Un altro periodo buio per Martins Adailton è stato il trasferimento a Bologna, dove inizia a conoscere il mondo della notte, il mondo notturno, dove viene coinvolto in uno scandalo diremmo legato al mondo dei scambisti, dei scambio copie. Come tutti i brasiliani che si rispettano, anche Martins Bojan Adailton ha un amore viscerale per la propria nazionale. Dal 1999 al 2006 gioca nelle file dell'Hellas Verona, disputando 175 partite e realizzando 50 gol. Un indimenticato campione, ma soprattutto sempre amato dai tifosi giallo-blu dell'Hellas Verona. Un grosso applauso a Martins Bojan Adailton. Ehi, ciao tipo! Ascolta, se non hai un ciccio da fare, invece di andare sui siti teteculi, vieni su www.sitobifido.it. Ci sono tante altre cagatine da guardare, monattine da scaricare, cagatelle da sentire, insomma, ne facciamo come una roglia nella molonaia. E se vuoi avere in omaggio i 5 adesivi del Bifido, non devi fare altro che andare da Roldo e Carrozzeria Verona a Somma Campagna, taccata all'autostrada. Tu vai in Rento e gli dici, ascolta, buongiorno, sono venuto a prendermi gli adesivi. Lui ti offre un caffè, non paghi un ciccio e te ne vai con i 5 adesivi. Meglio di così saputo, Lucano, compratelo.